Sì, allora un'iniziativa che io ho visto nascere qualche anno fa, ero diventato assessore da poco, e che ho visto crescere ed evolvere nel corso degli anni. Devo dire che ogni anno viene presa in considerazione una parte, un tema, e quest'anno appunto c'è l'arte e l'educazione ambientale, che sono due temi assolutamente di primo ordine e fondamentali per quella che è la continuazione di un pianeta che sta soffrendo sempre di più, in particolar modo per il discorso ambientale. Devo dire che l'idea di farlo leggere tutti i giorni all'interno del diario, che i nostri ragazzi ovviamente sfogliano ed aprono ed utilizzano ogni giorno, è sicuramente buona, perché se possiamo sperare che le cose vadano meglio, dobbiamo sicuramente partire dai nostri ragazzi, dai giovani, e fare molta prevenzione. Oggi abbiamo presentato il diario scolastico insieme alle altre utilities del territorio. Vogliamo dare un messaggio importante, perché per noi è importante entrare nel mondo della scuola, parlare con i ragazzi, con i giovani, perché questi saranno gli adulti del domani. Quindi per noi trasmettere questi messaggi ambientali di tutela, rispetto e conservazione del territorio è fondamentale, e solo lavorando sulla gioventù possiamo risolvere diversi problemi. Questo è un progetto sicuramente all'avanguardia, il diario è uno strumento di lavoro, ma anche uno strumento chiaramente di informazione. Accogliendo poi l'indicazione del ministro Valditara di utilizzare il diario cartaceo, questo è un diario che sviluppa il tema assolutamente contemporaneo e presente, attualissimo, della sostenibilità ambientale, quindi la difesa dell'ambiente e la difesa della terra. Attraverso le opere di artisti contemporanei, ma anche attingendo ad opere del passato, si costruiscono questi slittamenti fortemente significativi di analisi anche tra appunto il passato e il presente, a favore di un'opera d'arte che lancia un messaggio di attenzione, di cura all'ambiente, ma anche di coinvolgimento nei confronti delle urgenze che il pianeta Terra ci chiede. Ogni mese è declinato in maniera tale da affrontare dei macro argomenti, dalla plastica al fast fashion all'energia, ai metalli, e in ogni mese ci sono appunto opere a tema con artisti del passato e del presente uniti per lanciare un messaggio importante, speriamo significativo, e che possa diventare una fonte di lavoro, anche di ispirazione e di riflessione per docenti e allievi all'interno delle classi. Allora, il progetto del diario scolastico nasce 12 anni fa e nasce un po' come una sfida. Negli anni è cresciuto, abbiamo perfezionato i contenuti, ogni anno proponiamo dei contenuti diversi, sempre a tema ambientale, che fanno riflettere e fanno partecipare i ragazzi a quello che è la sostenibilità. Un invito sempre presente all'interno delle pagine del diario è infatti quello di discutere in classe con gli insegnanti e con i compagni sui temi che riguardano l'ambiente e non solo. Il diario di quest'anno riguarda l'arte, parla dell'arte e di quanto l'arte sia uno strumento potente per portare un messaggio ambientale, ma non solo, e l'arte è anche un modo di comunicare molto importante per i ragazzi. Anche quest'anno abbiamo voluto essere partner di questa iniziativa che ci vede vicini ai cittadini assieme alle altre utility del territorio, con cui condividiamo diversi sportelli. È un'iniziativa a cui teniamo in maniera particolare perché dà un aiuto concreto alle famiglie e soprattutto trasmette un messaggio di sostenibilità e di uso consapevole delle risorse. Partecipiamo già da 3 anni a questa iniziativa. Bello il messaggio di veicolare tramite l'arte in tutte le sue forme di concetti legati all'ambiente, legati al risparmio, nel mio caso idrico, legati al risparmio delle risorse che non sono inestinguibili sulla terra. I bambini sono i migliori censori e controllori dei genitori. Io mi ricordo un episodio, lo posso riportare tranquillamente, di quando mio figlio piccolo andava a scuola e erano gli anni della sensibilizzazione per la raccolta differenziata. Lui controllava che i genitori facessero la raccolta in modo giusto.
Quindi senz'altro educare i bambini e i ragazzi all'uso consapevole delle risorse e anche al risparmio consapevole delle risorse è senz'altro un progetto importante.